Ciao a tutti ragazzi, sono tornato con un altro video di GTA San Andreas, che in questo video vi farò vedere dove si possono trovare armi molto utili. Ad esempio dobbiamo andare qui, abbiamo il trucco, abbiamo il jetpack, che d'altronde sono armi utilissime. Hanno molto utili. Vabbè, io adesso non c'ho il trucco delle munizioni infinite. Ora dobbiamo cercare questo posto. Che il posto d'altronde sarebbe dove abbiamo trovato la motoretti rossi. Una è questa mitraglietta che si trova al piano più alto di questo palazzo, cioè di questa specie di palazzo. Poi un'altra arma si trova sempre qui dentro, ma adesso andremo a cercare. È uno di questi piani. Allora, per fare più fretta io vedrò da quest'altro lato, ma che cacchio sta a fare questo? Eccolo là ragazzi, eccolo là. Sì, eccolo là. Sta al secondo piano. Adesso io ci vado. Secondo, eccolo. Vado vai. Ecco ragazzi, queste sono le granate. Sono utilissime, ve ne danno anche ben 20, che sono tante. E due armi le abbiamo trovate qui dentro. E adesso un'altra arma ragazzi, questa è quella più distruttiva di tutte. Allora aspetta, non mi ricordo dove sta, ecco stava qui, mi sembra. Però stavolta ci andrò con il jet. Il col jetpack ci metterei 3 ore. Fortunatamente questo trucco me lo ricordo a memoria. Ma che sta a fare? No, voglia la macchina. Niente, sono morto. Per fare una bella acrobazia sono morto. Vabbè, tanto lo rifaccio. E con quest'arma poi oltre a quest'arma vi spiegherò dove stanno altre 2 armi e poi chiuderò il video. Ah, devo stare di qua, raga. Aiuto! L'altra volta! Forse non sono portato per pilotare un jet, non sono portato. Un incidente tra una moto della polizia e un taxi. Bello. Adesso mi devo tenere più alto, sennò devo sbattere molto alto di bici un'altra volta. Mamma mia. Ci passo in mezzo come le moto. Oddio, ho danneggiato. Aiuto.
Ora faccio fatica a manovrarlo, però vabbè. Metto le ruote perché siamo arrivati, aspettate. Un po' più avanti. Ecco, siamo arrivati. Poi prenderemo il jetpack. E eccola lì ragazzi, la minigun. Si può trovare benissimo qui. Adesso zoom un po' di meno. Qua si può trovare. Io adesso me la prendo questa minigun perché non me ne vado a mani vuote. Poi ragazzi un'altra arma. Vediamo un po' dov'è quell'arma. Vicini qua. Dove lo stavo dando? Ah, ci sta qua. Va. Via. Siamo quasi arrivati. Oddio. Ah, ecco, vedete, quella nave mi sembra che era quella. Non mi ricordo proprio con precisione, mi pare che fosse questa. No, non è quella. Ah sì, eccola. Questo è il lanciafiamme. Il lanciafiamme. Eccolo. E vi dà anche tanto fuoco. Questo lanciafiamme si trova su questa nave. Poi dove sta l'arma? Mi scordo sempre. Ah, ora ricordo, dove stava quel punto? Vediamo un po'. Ah sì, stava qui. Purtroppo ho sbagliato il trucco, non c'è bisogno del jet, perché sta qua vicino. Dio, il camion della polizia. Via. Eppure ero sicuro di aver sbloccato tutta la mappa, invece no. Anche se non ho fatto tutte le missioni, io non ho fatto già un bel po'. Ah, che sempre nei piedi. Allora. Ah, invece ragazzi, mi ho sbagliato, no.
Non ne troveremo una ma due insieme. Due insieme che si trovano qui dietro. Oddio, non so comparso. Strano. Non capisco come stavo l'arma. Che c'è? Oh, aspetta, non avevo visto qualcosa, forse è l'arma che cerco. No, mi ho sbagliato. Sì. Ah, eccola. Eccola ragazzi, l'ho trovata. È una motosega. Una motosega. Queste sono tutte. Ah, ok. Sono due armi utilissime. Però non so come altre armi non me le dà più. Ok. Questa motosega si trova qui, in questo punto di terra, questo punto marrone. Io con questo video ho finito, ci vediamo al prossimo video Ho capito. e alla prossima.